E poi per cortesia al Ministro Sacconi, se ho capito bene, l'articolo 18 entra nella piena disponibilità del contratto aziendale, quindi. Per quanto riguarda la capacità delle parti sociali, ribadisco che il legislatore non modifica alcuna delle leggi in materia di lavoro, non modifica alcuno degli articoli dello Statuto dei lavoratori, quindi l'articolo 18 non è stato toccato. Le parti sociali hanno la capacità, attraverso accordi aziendali o territoriali, cioè accordi di prossimità, di definire duttilmente e flessibilmente una serie di materie, tra le quali anche le conseguenze del licenziamento senza giusta causa, conseguenze che possono essere, che devono esserci, sia chiaro che devono esserci perché questo è un principio fondamentale, ma che possono essere modulate dalle parti negli accordi, tranne nei casi del licenziamento discriminatorio e nel caso del licenziamento in prossimità di maternità. Queste materie che sono invece attengono a diritti fondamentali non sono, che sono come tali universali e inderogabili, non possono essere trattate dalle parti. Quindi l'articolo 18 non è modificato, è rimasto integro, vigente, così come l'articolo 4, così come l'articolo 13 e altri articoli per i quali le parti invece possono avere alcuni ambiti di autonomia regolatoria. Sono le parti, noi non abbiamo toccato nulla.